0-0 di Lumezzane, il Padova cerca maggiore concretezza in attacco contro la Samp domani a Leuganeo. Sì, effettivamente a Lumezzane abbiamo fatto una gara, abbiamo comandato quasi per tutto l'arco dei 90 minuti la partita. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le 6-7 situazioni che abbiamo creato, e purtroppo nel calcio, quando non riesci a essere concreto, è difficile che vinci la gara. Un peccato, perché la prestazione comunque c'è stata su un campo difficile, ma ormai dobbiamo lasciarcela alle spalle e pensare alla gara di domani, che è una gara delicata e importante. Ecco, che partita sarà quella di domani, mister, contro la Samp, a 2 punti in meno rispetto al Padova in classifica, e insomma una squadra forte. Sì, è una squadra forte, e sicuramente è stata forse una delle peggior partite che abbiamo fatto nel girone d'andata, e adesso però siamo, secondo me, un'altra squadra, con altre certezze, con una crescita importante, e quindi mi aspetto una gara diversa, una gara di grande attenzione, di grande rabbia, perché comunque là avevamo fatto una brutta figura. Ecco, cosa ricorda di quella di 2 mesi fa alla fine? Perché era un recupero di campionato, una partita che sembrava indicare un destino diverso anche per lei in panchina. Cosa ricorda di quella partita? Ricordo che è stata giocata malissimo, nel senso che al di là della situazione con cui siamo andati sotto, che erano stati molto bravi, non c'era stata nessun tipo di reazione, e questo mi aveva deluso sicuramente. Poi abbiamo preso un rigore un po' ingenuo, però in tutto l'arco dei 90 minuti non siamo stati in squadra, quindi questo non mi era piaciuto. Poi al di là di tutte le situazioni che c'erano, che si sono create, ormai ci siamo messi alle spalle, è normale, il nostro lavoro è così, veniamo giudicati dai risultati, come è giusto che sia, quindi abbiamo continuato a lavorare con massimo impegno, con massima determinazione, senza cercare magari di trasmettere alla squadra i nervosismi e le tensioni che c'erano, e ci siamo risollevati, siamo cambiati, siamo secondo me una squadra diversa in questo momento, però mi aspetto, ripeto, una gara domani che dimostri tutte queste cose che sto dicendo. Cosa è cambiato da quel giorno? Padova che insomma è sceso giù e poi si è risollevato all'improvviso, quasi inaspettatamente, o forse lei se l'aspettava? No, inaspettatamente no, perché comunque eravamo agli inizi, è normale che pensavamo di fare qualche punto in più sinceramente nelle prime gare, però eravamo una squadra quasi completamente rifatta, ci si conosceva poco, e anche comunque dagli errori si trae, se si è intelligenti, si traggono poi delle conclusioni, e non devono essere definitivi. Nel calcio ogni settimana hai la possibilità di dimostrare che quello che hai fatto prima sia sbagliato quando sbagli la gara. La squadra col lavoro, con la dedizione, con l'impegno è cresciuta sotto tutti gli aspetti, si conoscono di più, chiaramente i risultati positivi che abbiamo fatto hanno creato anche all'interno del gruppo sicuramente una maggiore autostima in se stessi, e tutte queste situazioni ci hanno permesso poi di risalire in maniera importante rispetto alla partenza che avevamo fatto. Con Cappelletti e Mandorlini fuori ci sarà spazio per Sbraga e Filippe, probabilmente ci sarà un cambio di modulo, mister? Adesso stiamo verificando 2 o 3 situazioni, al di là degli squalificati che ci sono. Io sono convinto che chi andrà a fare la gara domani non faccia rimpiangere, insomma, quelli che magari hanno giocato un po' di più. L'importante è, quando si parla di gruppo, di squadra, si vede soprattutto in queste situazioni. È normale che non puoi pensare di fare un campionato importante solo con 11-12 giocatori, dobbiamo attingere da tutti sono a disposizione, tranne Gagliarisi e Fantacci, quindi andremo a scegliere la soluzione migliore, però mi aspetto da chi avrà la maglia da titolare tante risposte.
Le 2 o 3 situazioni che dicevi sono le 2 squalifiche, queste 2 assenze, o c'è qualcun altro che magari devi verificare stamattina se è al top, se può giocare? Non ho capito questo. No, per il resto tutti gli altri stanno bene. Oggi facciamo l'ultimo allenamento, cercheremo di mettere in campo la squadra più competitiva, al di là degli acciacchi e problemi in questo momento non ce ne sono. L'ipotesi di